Allora, Alberto Brutti, allenatore della Real Granella, un'altra vittoria, la settima in 8 partite, a questo punto squadra lanciatissima verso quello che sarebbe un obiettivo straordinario per una squadra alla prima partecipazione alla Serie A2 della Lega Calciolotto, vale a dire la qualificazione diretta per la Serie A. Diciamo che il cammino è ancora lungo. Sicuramente abbiamo fatto un ottimo inizio di campionato, tutto il girone d'andata diciamo, dominato, però sappiamo che il girone di ritorno è tutta un'altra cosa, sarà difficile perché tutte le squadre si stanno rinforzando, però noi ce la metteremo tutta come facciamo ogni giornata, ogni volta che giochiamo, ce la mettiamo tutta e così continueremo a fare. Allora chiedo al mister qual è il segreto di questa squadra che la Serie A2 della Lega Calciolotto è prima in classifica e soprattutto sembra poterle vincere tutte. Sicuramente la nostra forza è il gruppo. Il gruppo, come già detto dalla scorsa intervista da un altro componente della nostra squadra, i ragazzi sono tutti amici, è un gran gruppo all'interno dello spogliatoio, fuori dallo spogliatoio, con tutti i componenti, il presidente, i ragazzi che ci seguono durante tutte le partite, che è un gruppetto nutrito. La nostra forza è quella, soprattutto quella. Perfetto, grazie al mister Alberto Brutti.